Piglia vongola, piglio taralla, piglia queste cose. No, oggi facciamo una bella ricetta, vongola e taralla. Petrusì, sale, olio e aglio. Ammucimia. Primo passaggio, sbricioliamo i taralli. E una poco d'aglio semplice uomo. L'aglio è bello biondo biondo, lo amo, biondissimo. Tipo poco l'aglio, vongole di raggio. Un po' d'acqua in modo che si aprono prima, cocchio sopra e ora saranno come i popcorn in un pizzico di prezzemolo, guardate qua come sarà bella. Quindi piena. Facendo così la vongola non si secca. Attenzione, non facciamo il solito passaggio. Ora mettiamo l'acqua dentro alle vongole che si sono aperte e mettiamo le nostre orecchiette. Il calammo a cascato. Facciamo cuocere dentro al sughetto. È bella perché l'amido della pasta scarica e guardate qua, diventa mamma mia crema. Guardate che bellissima, mamma mia. Tutte ti dice la pochi tarà alla coppa per girare tanto bene, due vongole nella coppa e facciamo scendere a cascata, un po' di prezzemolo e facciamo una volta. Vongole e taralla, che spettacolo, mamma mia! Che crema proprio. Mentre lo tarallo, va giù, mettiti giù il tarallo da scendere a così tarallo a cascata, guarda quanto è bella, mamma mia, questo è uno spettacolo, il mio momento e lo sta già. Questo qua la da fa, è di obbligo, perché questa qua, vongola e taralla, correcchietta, è uno spettacolo, guardate che raccomincia. A me ne piglia la vongola, piglio taralla, piglio queste cose. Questa è una goduria, mamma mia, guarda. La coppa qua, mi raccomando, dovete bere birra, io non bevo, la coppa qua birra vi consolate, perché la taralla è proprio richiama la birra. Allora guarda queste vongole. Ci vediamo alla prossima puntata. Un bacio a cascata.